Mirjana aveva solo 20 anni. Si era iscritta all'Università di Belgrado e per tornare in Kosovo, a Gračanica, a casa dei genitori, prendeva l'autobus. Un comando di albanesi lo ha fatto saltare in aria. A casa di Mirjana i genitori hanno lasciato la sua stanza così com'era, non hanno spostato niente. Sull'autobus insieme a Mirjana c'era anche la sorella, che è miracolosamente sopravvissuta all'esplosione. Eravamo appena entrati in Kosovo. L'autobus era pieno, non tutti erano seduti, c'era gente che stava in piedi e niente, all'improvviso siamo saltati in aria. La bomba era dentro o fuori dall'autobus? Era nascosta sotto l'asfalto, l'hanno fatta saltare quando l'autobus ci è passato sopra. Un vero attacco terroristico? Sì. Li hanno presi i terroristi? Dicono di averne arrestato uno, ora non so se è scappato perché una volta era già scappato. Comunque il nostro avvocato dice che non poteva aver commesso da solo un attentato del genere. Lo dicono tutti veramente. Infatti, piazzare la bomba, collegare il telecomando, non può essere...